canto, strumenti e storie. Sarà un viaggio tra tradizione e contemporaneità. E come ogni viaggio che si rispetti, si comincerà con le parole. Accogliamo sul palco Clara Farina. Clara Farina, Clara che tenia da essere presentata in sardo, Clara este de Bulzi, attrice, autrice, insegnante, è una mastra, ed ha prur de 40 anni issa a battiti in su palco sa poesia, sull'imbazzu e sa storias de si sulla nostra. Poite ustumerie va ad essere meda musica, ma prima lasciamo istionare sas paragulas animosas. Sas paragulas de Clara ha descritto un testo istionante de Grazia Deledda, dedicato a Grazia Deledda, premio Nobel in su 1926 della letteratura. Clara, con questo scritto, ha vinto su premio ISRE. La diamo un bel applauso. Ad essere accompagnata da su violino di Peppino Anfossi. Peppino è un musicista professionista dal 1989. Ha fondato il gruppo Naso Doble in su Duamizza, ha battuto la musica, vinto la musica classica, talento sardo, spartinato in su mondo, ha suonato in su palco un medas artista de Ontu, premiata Forneria Marconi, medas Ateros. De importo internazionale e oggi lo intendiamo un panzande a Clara Farina e Vinza Zatteras artistas, ma isurtamo storia de una emmina meda moderna poi su tempo suo veniti da su oro de sa Sardina da Nugoro questo testo oggi nos onta da essere meda importante e meda de valore. Ammenta da sos amores e sos turmentos de Grazia Deledda. Grazia sta innamorata di un uomo sassaresu, di un nobile giornalista. Omente si mutiada. Sinaria Stanis Manca, intanto ricamo pure una via entregata a Stanis Manca, duca de Sasinara, e chi però non la queria. Pensai a forse di essere più importante di Gracia, ma Gracia l'ha fottito. Pensate, prima mudi ontande Stanis Manca, udi arrivavo a fare uso iozza namusu body shaming, aveva insultato Grazia Deledda e l'aveva nato udi una nana. Però potremmo narrare in veste essere una gigante della letteratura. Torniamo a sa poesia e a sa letteratura, poi si sa musica a luga de sas emociones, sas paragulas, la saene a barrare. È un piccolo de s'opera e noi proprio faedda de sos amores de Gracia, due in particolare, ma su più importante Stanis Manca. Scampato un pericolo umano a principio di questo mese il venite a mi domandare un orecchio così tanto lianese in domo queriana che me l'essere cocciuato e hanno insistito però mi sistemare ma io non ho pozzedito mai a fare un coglio pro interesse a convenienza mai ma per cogliare mezzo su a vivere a sa sola, intreghendomi a sarte prodotta sa vita. Forse sì, con Andrea Pirotta mi poteva cuciare. Esti stato suvato. A me fa che era bociare Andrea Pirotta e contro suvato niuno vi potete. Se meressi attenzione mia io non lisco, ma certo meressi s'ammiro mio che este su giovane più buono e onesto e de buono coro che si può agattare vischintotto issu mi stima prosachisoe da anno almeda sa famiglia mia che mi coce con tu nomine ricco
io non mi importa se non è ricco. Però, insomma, è nato che da studiare e per diventare professore è ricco. No, poverona e speranza di questo amore. Cada esse l'unico e ultimo amore della vita mia. Io sono come le acchimbe branco sedie e chissà quanto sanno badaccherre per essere ricco. La famiglia mia non da accettare questo coglio né come né mai. Andrea Pirodda si vede indeusato di me. E già quando vedi su convitto in nuoro, a Poriso dell'amore suo e più si spasimaia da più su e lo refudaia cadando su coro meu e spasimaia pro un'altra romine che non mi queria candappi schido chi stani smanca mostraia su ritratto meu un'ende che io vi ho indeosata di Aissu ma che Issu queria deva che de me sa fanzedda sa amante sua e ho pro mi vinditare la povattu crere che vita Andrea Piroggia sa amante meu Andrea mi si stato fidele fino a saccando l'ha confessato tutto generoso ma da giù a smenticare gusto fino a saccando Issu mi stima da eo la pa istimare, mancare sia povero, mancare sia cogliuato, eo non la pa lasciare mai. Andrea, non è tu nome istruito, non resessi di mai a piegare in alti, si scrittura, chi ricco deve che comprendere, chi non ha sentimento artistico, chi pozza da banda si scrittura. Ma come siamo scocciuato noso? In Sardegna a essere cogiuato norro che narrare alle aree di un impegno solenne prodotta sa vita come è ufficiale so cogiuata no i suoni da magattare mi atti fiore se libro so il risito so Lugal zoene che non è sempre s'inzegno e savama che stiamo so Andrea è buono non ha visto speruno con isso, sono sicura di sanare il dolore del suo tempo scolato. Creio di poter stimare Andrea Pirodda, di mi poter indeosare, isso se taglia a pascencile se non mi pedire nulla, ma fra noi se non badapito mai manco un aso, non ci scriviamo se pia. Nemoso mai m'ha dato un ucciaffo. E cos'è stato per me più di un ucciaffo e si stato come te un corpo e vuette che mi ha colpato sa cara tanto che quando vi penso ancora mi vieni di a coca tutto su sambene che intro a poi intro i corpus stani smanca su ducca e sasinara alto, bruno, rasso artista messano omine sena per aula issu vis amore meu mi sono abbasciata, mi sono umiliata, i settenne littera chi non arriviana mai. Mi narai a chi di mia da so sogno il mio de gloria propriamente che non sa fama mia di cominciare a si mostrare, ma io via disposta a lasciare tutto, a abbandonare si scrittura per sempre, a seguire s'amore che una femmina non può vivere che in amore. Però la seliare, l'inare io che che sera disso su viso importante di noi due, non querio che si sentera secondo il fatto meu. Il suo vita aristocratico ed è una plebea e forse si è sentito offeso del amore di una plebea.
Cantu più su nome meu fentomate onorati in tottu e tanto più sissu refudai a s'amore meu e s'amistade mia. Ai, sì mamma mia, ischera da cazzavizza dichiarato s'amore suo a un uomo che non li stimata. Mi dia piange che è morta e sorrel mia, sa. Mi dia a me impressiare per sempre. E pure che mi creo moderna, non resessa mi perdonare questa mancia che mi dà rimorso. Adioso, Stanis. Non posappo abide più, né in disizzo debbo storrare a bidere. Non proittemi per conto de oisi, debbo usare amato, che anzi sì, considero questo amore come una delle cose più belle che mi è capitato in pizzinia. Ma proitte come te posappo cianato non crea amistade. Voi sì, mi pedite perdono, ma non ha nulla te posso fare che perdonare. Esti stato giuvato che a Cherfido cai. Non siamo sconnotto, troppo pizzino, il boi beniazil da Roma, aristocratico, giovane, e artista è umile, malestida, malegonza. E stai in una tomoruzza, mancare non essere povera. E smenticamo su tempo scolato. Io a Sannuchieni da pa bene stare a Roma. So galu giovane, ha soffrito meda e non chiedo più soffrire. Ma ancora su coro pizzino è tutto. Può tornare a nascere. Grazie a Clara Farina che ci ha introdotto in questo viaggio e adesso entriamo in un territorio musicale dove la voce incontra l'anima della musica. Peppino